Il dottor Mauro Filippi è il direttore dei servizi sociosanitari dello S4. Ecco, dottore, è iniziata la campagna vaccinazione quest'anno molto importante nell'era del Covid. Sì, parte oggi, 12 ottobre, la campagna di vaccinazione voluta dal Ministero della Regione Veneto. Quest'anno più importante anche in ragione dell'epidemia Covid e riguarda fasce più ampie rispetto agli anni precedenti. Tutti gli ultra sessantenni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni di vita e ovviamente tutte le categorie a rischio, pazienti fragili, operatori sanitari e addetti all'assistenza in generale. Nel territorio i comuni hanno dato disponibilità di utilizzare anche spazi ampi, palestre e palazzetti dello sport, messi a disposizione sia dei medici di base, che potranno quindi avvalersi anche di queste strutture, oltre che dei loro ambulatori, sia messi a disposizione dell'azienda che dal prossimo fine settimana, oltre alle sedute, alle sedi storiche del Dipartimento di Prevenzione, utilizzerà anche queste strutture presenti nel territorio per vaccinare il maggior numero possibile di persone. Auspichiamo ovviamente che tutti si vaccinino, perché il vaccino è da sempre un fattore di protezione importantissimo per tutti e in particolar modo per le categorie a rischio. Tutti gli utenti che sono sottoposti al vaccino in quanto categoria a rischio verranno contattati dai loro medici per fissare l'appuntamento, o comunque potranno rivolgersi loro direttamente al medico per avere l'appuntamento per la vaccinazione. Dottore, nelle case di riposo noi siamo riusciti, grazie agli accorgimenti adottati, ad avere 0 casi positivi tra gli anziani. Sì, la situazione delle nostre case di riposo fin dall'inizio è stata molto positiva, nel senso che abbiamo avuto dei casi ma molto contenuti, abbiamo avuto la media tra le più basse in Regione Veneto. Attualmente nessun ospite è positivo, questo è grazie al lavoro di squadra soprattutto delle strutture per anziani, dove il personale sta lavorando molto bene, rispettando le regole e le procedure di prevenzione. Ovviamente l'azienda affianca, è presente quasi tutti i giorni nelle strutture con il suo personale per controllare che le disposizioni di sicurezza vengano messe in atto.